Buongiorno e benvenuti a Leonforte. Oggi ci facciamo una bellissima passeggiata in questo paesino, qui nella provincia di Enna, e andiamo a conoscere tutto quello che ha da offrirci questo paesino. Innanzitutto possiamo dire che nel 1610 Niccolò Placido I Branciforte fondò questa città dandogli il nome di Leonforte, che prende il nome dal blasone della sua casata, che era appunto un leone, quindi il Leonforte. E adesso andiamo in giro per questo paese e andiamo a vedere un attimino tutto quello che ha da offrirci. Qui siamo alla fontana Granforte, dove ci sono tante fontane che sgorgano e che poi confluiscono tutte nel fiumiciattolo dove eravamo prima sotto. Ed eccoci nella piazza dove c'è il palazzo Branciforti, dove si può vedere lo stemma dove c'è il leone da cui diviene il nome, appunto Leonforte. Quella che stiamo vedendo qui è la piazza Branciforti. Praticamente è in fase di restauro, sta avvenendo un'ottima piazza, solo che siamo arrivati in un momento sbagliato, perché appunto sono sul restauro. Le stradine di questo paese sono caratterizzate di salite e discese anche abbastanza ripide, diciamo costruite anche con del basolato, non proprio tutte con l'asfalto, soprattutto le stradine queste del centro storico. Strade anche abbastanza strette, strade che si incrociano in un sali e scendi che è quasi un labirinto, dove però circola una bellissima aria fresca. Eccola qua, questa è la piazza Branciforti, che poi non ho capito se è Brancaci e Forti o Brancaci Forti. Molto caratteristica questi secchi appesi colorati in questa via che scende giù. Come abbiamo appena detto, sono strade in salita e in discesa, e dove qui alla mia sinistra c'è il campanile di una chiesa che adesso andiamo a vedere. Eccola qua, la chiesa di Sant'Antonio, 1634. Ora è controluce, giusto. Andiamo a vedere
cosa c'è sotto questo arco. Oh, guarda che bello. Siamo scesi sotto l'arco, è una bella scalinata colorata e certo la fantasia. Qui abbiamo praticamente, non so se si vede, c'è il controluce che, eccolo qua, via Sottarco. È esattamente perché siamo sotto l'arco della chiesa, non credo che sia della chiesa, ma siamo sotto l'arco. Mentre quello è il palazzo che vedevamo prima dalla piazza, del 1611, e anche quello in restauro, anche se vedo che è in forte abbandono. E qui c'è una stradina appunto che scende giù, che caratterizza appunto questo paesino di 12.000 persone. Certo, qui non ci si può lamentare per il panorama. Come dicevo, qui c'è un panorama da urlo. In lontananza lì si può vedere Enna, quello è Enna, e poi ci sono tutte le montagne, colline, comunque abbastanza rurale come posto. Ecco qua un quasi 360 gradi. E poi troviamo, vabbè, le solite cose dell'ignoranza della gente. Ma qui abbiamo la classica pianta di fico d'India con i relativi fico d'India maturi, pronti per essere mangiati. Che goduria! Guarda che bel canyon che c'è qua, scavato dal fiume nel tempo. Si vedono le frane che hanno interessato questo punto in particolare, e da qua quando piove secondo me ne scende di acqua. Questa è la chiesa madre di Leonforte, propriamente addobbata per la festa padronale che è Santa Maria del Carmelo, che praticamente probabilmente si svolgerà presso questa via che è la via Garibaldi, e che infatti è tutta addobbata a festa. Got engaged, time passed, wedding day. Then my feet turned cold at the tone of those wedding bells. I felt bad, everybody got dressed up, but I knew I'd messed up, so I had to fess up that all I really wanted was just to get drunk as hell. So I jilted that poor woman and I got drunk as hell. I'm talking about... E allora siamo arrivati qui alla chiesa del Crocifisso. E ragazzi, che strada, cioè, non so se vi rendete conto che
che il primo piano della casa di sopra è l'ultimo piano della casa di sotto. E, cioè, ecco, qui abbiamo una veduta di Leonforte dall'alto. La strada per arrivare qui è una sola, perché non ci sono altre strade, queste sono strade di campagna. Io sono venuto da qua. Cioè, non vi dico, ragazzi, non vi dico che strade che ci stanno lì. C'è una macchina un po' più grossa di quella, non ci passa. Cioè, però veramente è un paesino molto caratteristico, con queste salite e discese, insomma, pazzesco, pazzesco, veramente pazzesco. Eccola qua, chiesa Santa Croce, tutto per venire a vedere questa chiesa, ma non solo, anche il panorama, ragazzi. Che panorama che c'è. Sono soddisfatto, mi piace molto, però ormai sto vedendo che è una mia caratteristica quella di andarmi a incasinare sempre nei centri storici dei paesini piccoli. Mi ci sono trovato sempre con la macchina e ho sempre avuto qualche difficoltà con i centri storici, quindi mi vado sempre a incasinare in qualche strada senza via d'uscita. Ma una volta l'ho fatto anche col camion nel lavoro che faccio, che mi sono andato a incasinare nel centro storico di Caltavulturo credo che era, sì, dalle parti lì dei giardini Naxos. È stato terribile. È una croce che mi porto dietro, appunto, chiesa Santa Croce. Comunque da qua si vede molto bene il palazzo dove eravamo prima. Adesso te lo faccio vedere da qua, guarda. Eccolo là, quello è il palazzo Branciforte dove eravamo prima, e quella che si può vedere lì è la piazza, che è praticamente sempre piazza Branciforti, che stavano restaurando. Sì, da qua sicuramente è tutta un'altra prospettiva. Molto bello. Adesso direi che è arrivato il momento di scendere e andare a vedere. C'è la chiesa dei Cappuccini da qualche parte lì, adesso non mi ricordo bene. Praticamente io ho capito che questa qua è tutta la zona vecchia, vedi? Cioè tutto il centro storico, quello proprio vecchio. Poi di là iniziano le case, quelle nuove, vedi? Si incominciano a vedere, da lì quella è la parte nuova, diciamo, di Leonforte, che poi continua fino dall'altro lato. Ecco, noi adesso scenderemo di nuovo da questa strada, cercheremo di non bloccarci lì da qualche parte, e poi scendendo a zig-zag riusciremo forse a raggiungere la via principale e andare verso la chiesa dei Cappuccini, che dovrebbe essere da qualche parte lì. In lontananza là si può vedere questo qua è Enna, e qui a fianco c'è Cala Scibetta. Quindi Enna e Cala Scibetta si vedono, sono molto alte, perché comunque Enna è il comune più alto della Sicilia. E poi niente, abbiamo qui le montagne, e poi da questo lato c'è Catania, mentre da quel lato lì, andando in quella direzione, c'è Palermo. Yesterday, got nothing new to talk about, got nothing new to say anyway. Ecco signori, ce l'abbiamo fatta a scendere da là sopra e siamo davanti alla chiesa dei Cappuccini, una piazzetta qui sempre nel centro di Leonforte. Noi prima eravamo là sopra, adesso di qua non si vede, ma ragazzi è una strada pazzesca. Eccola qua, sono in controluce perfetto, ora cercherò di mettermi con il sole un po' in diagonale per farvi vedere questa piazzetta che non è niente male. A Leonforte, signori. Ah, ecco qua, guarda, noi eravamo là sopra, vedi?
dove c'è la chiesa Santa Croce. Ecco, noi eravamo là sopra e da là siamo scesi in quel diciamo labirinto di strade che poi ci ha portato fino alla corso principale. E adesso stavamo andando, eccomi qua, stavo andando in Piazza Europa, però di passaggio c'era questa chiesa qui che volevo vedere, è chiusa, però possiamo vederla da fuori, che comunque è un bel luogo tranquillo. C'è un'aria non proprio freschissima, comunque siamo ad agosto, quindi che vuoi, c'è ancora un po' di caldo. Ecco qua, magari così si vede un po' meglio, non c'è il controluce. Chiesa Cappuccini, dei Cappuccini. Qua c'è la statua di Padre Pio. No, questa non credo sia Padre Pio, questa vuoi vedere che è San Francesco? Ora vediamo, è il mio santo. Questa è la chiesa dei Cappuccini, città di Leonforte. Vediamo questa statua di chi è e poi andiamo in Piazza Europa. Leonforte a San Francesco, ecco qua, San Francesco, sì, ho visto che c'erano gli uccellini, quindi ho detto sicuramente sarà il San Francesco. E va bene, allora andiamo in Piazza Europa, andiamo a vedere quella piazzetta, magari ci prendiamo qualcosa da bere di fresco e poi vediamo se c'è altro da vedere. Come in ogni paese c'è sempre la sua piazza dove ci sono i giochi e comunque c'è un po' di verde. Questa è Piazza Europa, ci sono altre piazze, questa è una delle piazze che ho individuato. Magari se ci troviamo di passaggio andiamo a vedere anche le altre piazze. Ci sono i giochi per i bambini. Molto bello questo gioco, devo dire molto interattivo. Come in tutti i comuni, ogni comune ha la sua villa e anche Leonforte ha la sua villa e siamo in Villa Buonsignore. On the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away, but I was out of sea. I was firing, she was gasoline. But we were both sad and lonely after what death had done. But like rattlesnakes kicked across the ground. Piazza 4 Novembre. And our hearts were full of grief. I was firing, she was gasoline. Good God. I was firing, she was gasoline. But we helped each other out, Lord, to ease some of the pain. Best friends and lovers most of the time. But I would go mad when she would turn mean. I was firing, she was gasoline. E infine Piazza San Francesco. She was gasoline. Piazza San Francesco prende il nome probabilmente da questa chiesetta bellissima, proprio in miniatura, ma è veramente qualcosa di fantastico. Piazza San Francesco, la chiesetta di San Francesco. Diciamo che questa è una piazza che, come dice qui il cartello, l'educazione dei cittadini la rende pulita. Ecco, è affidata proprio all'educazione dei cittadini. Mi piace tantissimo, ma tantissimo davvero questa chiesetta. È proprio una chiesa piccola. Chiesa di San Francesco di Paola del 1721. Ecco, pensate un po' che qui nel 1721 magari c'era solo una distesa di terreno e c'era questa chiesetta. Nel 1721, quindi 110 anni dopo essere stato fondato questo paese di Leonforte, perché ricordiamo che è stato fondato nel 1611. Ecco, facciamo un giro vicino alla chiesetta e ora ti faccio vedere una particolarità di questo paese che ho notato,
che sia qui nella zona nuova ma anche nella zona vecchia, soprattutto lì dove eravamo in quelle strade, vedete? Guarda, qui c'è scritto Piazza San Francesco di Paola, no? E sarebbe questa. Se noi andiamo dall'altro lato, aspetta che ci arrivo, ecco qua, ad esempio questa è un'altra strada, no? Via Cincinnato, Piazza San Francesco di Paola, Piazza San Francesco di Paola, Piazza Giovanni Verga. Vedi? C'è ogni via è segnata benissimo, non ti puoi sbagliare, vedi? Ogni angolo c'è praticamente la via di dove sei, quindi è impossibile che tu non sai dove andare perché è scritto veramente bene, non sono sbiaditi, si legge bene e tu praticamente non ti puoi perdere perché basta che segui le indicazioni e arrivi esattamente dove devi andare, cosa che in altre città, anche città grandi come Catania, difficilmente si trovano a volte le vie scritte bene, leggibili e tutta una serie di cose. Qui in questo paese, in Leonforte, ho notato che ogni via c'è il nome scritto bene, chiaro, non è sbiadito, è perfettamente leggibile e ti dice sempre dove sei. Ogni via, pure quelle più sperdute che abbiamo fatto là sopra, c'erano scritte chiaro, esplicite e leggibili il nome della via in cui eri, e col navigatore non ho fatto fatica a trovare la via perché quando mi diceva gira in via San Francesco di Paola c'era bello scritto chiaro, ok, qui è giro. Bene, adesso qui abbiamo finito, dobbiamo andare a vedere un'altra fontana che ci siamo dimenticati prima a vedere, dove c'erano i cannoli lì dell'acqua della fontana quella grande, e poi penso che per questa città è tutto. E questi sono i giardini delle fontane delle ninfe, guarda che bello. Peccato che è chiuso e non si può entrare. Ed eccoci qua nel punto esatto dell'inizio del giro di questa mattina. Oggi abbiamo fatto questo giro qui a Leonforte, ci siamo divertiti, abbiamo scoperto questo paesino, mi sono divertito, io spero che anche tu che mi hai accompagnato in questo viaggio ti sei fatto un'idea di questo paese e che ti sia piaciuto in qualche modo. Ti ringrazio di aver visto questo video e ci vediamo al prossimo paesino o al prossimo video interessante. Ciao ciao! Ci voleva quest'acqua fresca! Ah, se ci voleva quest'acqua fresca! Hit the coastline in the sunshine. I'm going to find my new high. È contenta. Ma che fa? Si butta? Sì, si è buttata. Ah. Hit the coastline in the sunshine. E piccioni, le rosine piccioni. Guarda che belli. Wow, sono piccoli. Ma soprattutto i piccioni ce ne sono tanti.